siamo alla terza edizione di questa iniziativa casualmente nata 2 anni fa e che ha dato dei risultati davvero sorprendenti anche per le nostre aspettative. Il Consiglio tutto unanime ha deciso di continuare su questa strada per proporre, come sempre, l'attività culturale del Circolo Empedocleo e anche in quest'altra branca del teatro, e non vuole essere assolutamente, ripeto sempre, sostitutiva a nessun altro tipo di attività del territorio, ma vuole essere complementare ed in aggiunta a quello che è già esistente. Detto questo, come per le altre edizioni, ci siamo sforzati di fornire un cartellone, diciamo, completo anche per i diversi gusti, cercando sempre di sfruttare al massimo le caratteristiche di tutti i nostri degli attori partecipanti, considerando che in questo gruppo fanno parte diversi attori facenti parte in compagnie diverse che operano nel territorio. Inizieremo gli spettacoli come l'anno scorso, saranno 8 con cadenza mensile, l'ultimo venerdì del mese, anche per dare un certo senso, diciamo, di continuità e di ricordo, ad eccezione del primo appuntamento, che per questioni tecniche si svolgerà invece che il venerdì, il giovedì precedente, cioè il 25 ottobre, giovedì, inizieremo con Boom, Camera Ridens e un itinerario scenico umoristico.